La Procura di Vicenza ha iscritto nel registro degli indagati i responsabili dell'impianto natatorio Blue Planet 4.0 di Montecchio Precalcino, dove lunedì pomeriggio è morto annegato lo studente Leonardo Cortese. L'ipotesi è quella dell'omicidio colposo. Si tratta di un atto dovuto perché consentirà ai tre indagati di nominare eventuali propri consulenti per affiancare quello della Procura e di partecipare così all'autopsia dello studente. La stessa famiglia Cortese potrebbe nominare un proprio consulente. Gli accertamenti dovranno chiarire se il decesso del 19enne trentino in visita ai parenti a Villaverlo sia stato causato dalla prolungata apnea, da un malore improvviso o da altre condizioni sopraggiunte durante l'immersione. Dunque, quella di lunedì è stata una calda giornata estiva che si è trasformata in una tragedia. Le indagini del PM Blattner dovranno accertare le cause del decesso e se ci sono eventuali responsabilità colpose. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Leonardo e un amico hanno deciso di immergersi cercando di trattenere il respiro il più a lungo possibile, nella piscina di poco più di 20 metri. A un certo punto Leonardo non è più riemerso. L'amico, inizialmente convinto che stesse prolungando l'apnea, ha capito che qualcosa non andava e ha chiesto aiuto. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutta la sequenza. L'intervento dei bagnini, il recupero del giovane dal fondo della vasca e i lunghi tentativi di rianimazione. I sanitari del SUAN lo hanno trovato già in arresto cardiaco. Nonostante l'intubazione e le manovre di soccorso, per il 19enne studente non c'è stato purtroppo nulla da fare.